Buonasera a tutti, grazie a Luca della presentazione, grazie dell'invito. Su di me aggiungo soltanto che dal 10 giugno di quest'anno sono anche socio corrispondente dell'Istituto Veneto e ne sono molto orgoglioso e molto contento e vi ringrazio dell'invito a tornare qua. Dunque, la storia dei fringuelli di Darwin è molto nota, è una sorta di portafortuna delle storie evoluzionistiche, è stata, come dire, citata tante volte, viene usata molto spesso a scuola, ma ha dei lati poco conosciuti, anche abbastanza divertenti. Io comincerò da questi. Abbiamo deciso di fare una sorta di staffetta tra il filosofo della scienza e lo scienziato, quindi io in qualche modo andrò alle radici di questa storia evoluzionistica di successo e Andrea invece vi porterà sull'oggi, cioè su cosa sappiamo oggi dei fringuelli di Darwin, perché un fatto che già è abbastanza sorprendente, che sono passati più di 170 anni e questo è ancora oggi un caso di studio evoluzionistico. Qui vedete sulla sinistra un disegno famosissimo che Darwin usò nei suoi giornali di ricerca, nel diario che tutti conoscete di un naturalista attorno al mondo. La classificazione di questi animali non è dovuta a lui ma a un ornitologo molto noto che è John Gould e siamo nel 1835. E alla vostra destra avete invece un diagramma importantissimo uscito nell'agosto del 2006 su Nature, dove alcuni scienziati anglosassoni hanno scoperto una proteina che contribuisce alla regolazione genica che produce la forma dei becchi dei fringuelli. Questo è abbastanza interessante, sono passati 170 anni, ancora se ne discute ed è ancora un tema estremamente interessante per la scienza e in particolare per gli studiosi di evoluzione. Un primo fatto interessante è perché noi chiamiamo i fringuelli di Darwin. Io mi sto appassionando in questi ultimi anni a quella che viene chiamata l'industria darwiniana, cioè l'insieme enorme degli scritti di Charles Darwin. E una cosa che scoprite molto interessante sui fringuelli di Darwin è che vengono chiamati così abbastanza impropriamente. I fringuelli non furono scoperti da Charles Darwin, ma da capitano Colnett qualche anno prima, alla fine del Settecento, che passava da quelle parti. E quando Darwin arrivò alle Galapagos nel 1835, lui si fermò 5 settimane, dalla metà di settembre fino al 20 di ottobre, quindi fu un soggiorno anche abbastanza breve. Il fatto piuttosto ironico è che Darwin, che era un raccoglitore estremamente meticoloso, che raccoglieva tutto, lo catalogava molto bene, lo separava in diversi contenitori, nelle varie casse, in uno dei pochissimi casi in cui ha sbagliato completamente la classificazione è stata quella dei fringuelli, perché si è banalmente dimenticato di separarli in base all'isola di provenienza, cosa che invece doveva essere fondamentale. Lo fa con tutti gli altri animali che scopre, lo fa con gli uccelli mimi, per esempio, fa delle osservazioni interessanti sulle testuggini di quelle isole, ma non si accorge che è importante suddividere questi fringuelli da isola a isola. Altra cosa molto importante, non li ha catalogati lui, questo è bene ricordarlo, ma sono stati studiati, messi in ordine e diciamo se ne è capita la morfologia e le parentele quando lui torna, li affida a un grande ornitologo dell'epoca che si chiamava John Gould, che non è imparentato con lo Stephen Jay Gould che citavamo prima, e finalmente nel 1837 questo John Gould spiega a Darwin i fringuelli, cioè gli spiega quali sono le parentele, quante specie sono e come sono in relazione l'una con l'altra. Se poi andiamo a vedere anche i taccuini di Darwin, cioè i primi appunti che Darwin scrive appena tornato dal viaggio, i fringuelli non sono citati praticamente mai, sono citati 2 o 3 volte indirettamente. Lui comincia a parlarne soltanto nel suo diario di un naturalista attorno al mondo, nell'edizione del 45, e poi, come probabilmente molti di voi sanno, i fringuelli diventano i fringuelli di Darwin in realtà nel 1947, quando esce questa bellissima monografia dell'ornitologo David Luck. Questa è la storia, diciamo, interessante dei fringuelli. Questo è il passaggio di Darwin dalle Galapagos, vedete tutto il percorso tortuoso che lui fa, ci arriva il 15 di settembre dal Perù,
le visita per un po', gira, vedete molte delle coste di queste isole, e qui vi ho segnato il primo avvistamento dei fringuelli che avviene sull'isola di Isabela, che è quella più grande delle Galapagos. Lui osserva questi fringuelli mentre si accalcano a bere vicino a delle pozzanghere, comincia a chiedersi ma che strani animali sono, osserva che i maschi hanno un colore diverso dalle femmine, comincia a fare alcune osservazioni, peraltro in alcuni casi anche, poi abbiamo scoperto, sbagliate. Perché i fringuelli sono interessanti? Cosa vede in pratica Darwin alle Galapagos, senza capirlo originariamente? Noi spesso, quando raccontiamo la scienza, spesso qualche volta anche gli storici della scienza hanno fatto questo errore, tendiamo a farci ingannare dal cosiddetto mito dell'illuminazione, no? In qualche modo ci siamo fatti l'idea, che vi assicuro però è molto sbagliata, che Darwin arriva alle Galapagos, vede le iguane, le tartarughe, i fringuelli e gli uccelli mimi e capisce l'evoluzione. Non è assolutamente andata così. Quando lui arriva alle Galapagos ha delle idee molto confuse e l'idea di evoluzione emergerà lentamente negli anni che seguono il ritorno dal viaggio, il ritorno in Inghilterra. Quello che lui empiricamente vede e non capisce, non riesce a interpretare bene all'inizio delle Galapagos è questo puzzle morfologico, cioè questa grande diversità di forme, soprattutto dei becchi, e poi è importante anche il piumaggio, ma insomma il carattere su cui viene focalizzata l'attenzione è la conformazione del becco di queste popolazioni di fringuelli, specie, varietà, sottovarietà. Questa è una questione interessante da capire. E soltanto nel 1945, quindi un po' di anni dopo, finalmente troviamo il primo riferimento preciso ai fringuelli. Lui nel diario di un naturalista attorno al mondo, molto fugacemente, poi lascia lì la cosa e non ne parla più, dice, beh, in effetti guardando la gradazione, la diversità delle strutture di questi animali, che sono tutti collegati in un unico gruppo di uccelli piccolo e strettamente imparentati fra di loro, uno potrebbe fancy, cioè potrebbe immaginare, vedete che siamo nel campo delle speculazioni, che cosa è successo? Che dall'inizio di un antenato, quindi da una scarsità di uccelli in quell'arcipelago, una specie soltanto è stata presa ed è stata modificata, è stata diversificata per diversi fini, dice nel diario. È un'idea molto interessante, è una prima intuizione, un primo spunto importante. In pratica ha capito che la storia dei fringuelli di Darwin è la storia di un colonizzatore che arriva dal Sud America, arriva alle Galapagos, quindi è una specie soltanto, e da questa specie fondatrice poi si diversificano le specie, le tante specie, oggi sappiamo che sono 14, di fringuelli delle Galapagos. I ragazzi prima vi hanno già fatto vedere queste isole, perché sono così importanti? Perché sono, questo lo sappiamo benissimo, le Galapagos sono un esperimento eccezionale di evoluzione, assolutamente privilegiato, sono isole di formazione abbastanza recente, vulcaniche, sono un ecosistema unico, estremamente ricco, soprattutto in virtù del gioco delle correnti oceaniche, no? Sapete, la corrente di Humboldt fredda che arriva da sud e così via, che si incontrano attorno a queste isole, e poi, fatto abbastanza importante, fino alla metà del Cinquecento queste isole sono state completamente disabitate, il che spiega anche la familiarità con cui gli animali delle Galapagos, che è ben nota, si avvicinavano senza nessun timore, senza nessuna paura agli esseri umani, sbagliando naturalmente molto. Io vi farò vedere una cosa che trovo molto interessante perché è molto poco conosciuta, la stiamo conoscendo proprio in questi mesi, in questi anni, cioè che cosa Darwin comincia a scrivere appena tornato dal viaggio. Lì vedete ancora il brigantino che vi hanno fatto vedere i ragazzi prima, lui torna e quando torna in Inghilterra, a dire la verità già nelle ultime settimane quando si sta annoiando e sta tornando a casa nell'Atlantico, prende dei piccoli taccuini che vedete lì che vedete fotografati lì sulla sinistra, e comincia a prendere nota, comincia a prendere degli appunti. Questi appunti hanno una storia estremamente significativa perché sono tanti, sono più di 6, coprono un periodo di tempo di circa 5 anni. È una storia bellissima perché in pratica il viaggio dura 5 anni ed è un viaggio fisico. Lui torna e poi per 5 anni scrive tantissimo su questi taccuini e compie una sorta di secondo viaggio, questa volta però intellettuale, durato anche quello 5 anni, perché sono i 5 anni in cui lui arriva
alla famosa, celeberrima teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Questi taccuini sono rimasti nel cassetto quasi un secolo, anche questo per un motivo abbastanza misterioso, perché Darwin da vecchio li riapre, da anziano, pochi anni prima di morire, e sulla retro della copertina scrive: non aprite, nulla di interessante. Il che ovviamente gli storici si sono interrogati: ma perché ci scrive nulla di interessante? Perché in qualche modo li rinnega? E soprattutto, se non vuole che siano pubblicati, perché non li ha bruciati, non li ha buttati via, ma dice semplicemente ai figli di non pubblicarli postumi perché ci sono scritte cose in cui non si riconosce più. Insomma, la faccio breve, fatto sta che saltano fuori dopo un secolo, una pronipote li tira fuori, comincia a trascriverli, sono stati pubblicati in inglese negli anni '80, pensate, del Novecento, e vi posso dire che l'anno prossimo finalmente usciranno anche in edizione parziale in italiano. Li stiamo traducendo già da 2 anni, è un lavoro che va avanti molto faticoso, e usciranno, quindi per la prima volta li potrete leggere nella nostra lingua a partire da febbraio dell'anno prossimo. Cosa ci sta scritto qui? L'editore sarà la terza di Roma. Cosa ci sta scritto? Ci sono scritte tante cose, le ragioni per cui lui alla fine dice non pubblicateli sono le più diverse, sono fondamentalmente 2. La prima è che in questi taccuini lui prende le distanze in modo durissimo dalla ipotesi dominante dell'epoca, cioè la teologia naturale, quello che noi oggi chiameremmo l'intelligent design. Scrive cose molto dure rispetto allo stile che conosciamo del Darwin pubblico, dal che si capisce che sono cose che scriveva per sé, che non voleva pubblicare. Per esempio, ci trovate scritto: immaginare che un creatore dal tempo del Cambriano si sia preoccupato di creare ciascun singolo animale, no? Fa tutti questi esempi delle creazioni speciali di ogni singolo insetto, di ogni singolo mollusco, e conclude: quale miserabile e limitata visione. Questo attacco al creazionismo non è scritto in un linguaggio che non è tipico di Darwin, che sarà sempre invece molto più, nelle opere pubbliche, molto più prudente. E poi c'è quella frase molto bella che vi ho riportato sotto, del 37, lui dice: quando noi parliamo di ordini superiori, dovremmo sempre dire intellettualmente superiori. Ma chiunque si sia trovato di fronte alla terra ricoperta dalle più meravigliose savane e foreste, difficilmente si azzarderebbe a dire che l'intellettualità, la razionalità diremmo oggi, è l'unico scopo nel mondo. Cioè emerge questa sua visione fortemente naturalistica, in cui lui capisce che deve dar conto dei fenomeni naturali, rinunciando a qualsiasi causa finale, a qualsiasi direzione, a qualsiasi progetto, cioè a qualsiasi intervento esterno. In realtà il motivo per cui lui poi rinnega questi taccuini è un motivo un po' più sofisticato, e cioè che ci trovate dentro, incredibilmente, una teoria dell'evoluzione molto diversa da quella che poi lui pubblicherà nel 1859. Vi farò vedere adesso un esempio molto brevemente, perché interessa proprio i fringuelli di Darwin pure. Nel taccuino B, ad un certo punto, a luglio del 37, vi faccio solo vedere questa cosa, l'hanno già fatta vedere brevemente i ragazzi prima, c'è questa pagina bellissima in cui lui si sveglia la mattina. Tenete presente che i taccuini hanno sempre la data, quindi voi sapete quando ha scritto qualcosa e sappiamo anche cosa stava leggendo in quei giorni, eccetera, eccetera. Qui una bella mattina si sveglia e scrive soltanto io penso che, e poi fa questo disegno, che è praticamente il primo diagramma evoluzionistico, cioè la prima volta in cui Darwin traccia un disegno in cui avete un antenato comune e poi una diversificazione di forme, come quella storia che vi ho raccontato prima dei fringuelli, no? Un unico antenato comune che poi si diversifica. E poi sotto fa una serie di commenti bellissimi in cui dice: più che l'albero della vita dovremmo chiamarlo il corallo della vita, perché la vita in realtà esplora tutte le possibilità, non aumenta necessariamente la diversità, è più anarchica di un albero e assomiglia di più a un corallo. Qui ci sono dentro tante storie interessanti che si potrebbero dire. Questo è il disegno originale con la scrittura di Charles Darwin e poi le note che lui mette a fianco del suo primo diagramma. Qui nasce la descrizione evoluzionistica a tutti gli effetti. Questo è il momento in cui lui ha in mente, ha messo in ordine i fatti e ricostruisce l'albero della vita, capisce la discendenza comune, cioè la parentela di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Bene, perché in questi taccuini capiamo un segreto fondamentale con il quale poi leggere storie come quelle dei fringuelli? Perché andando a vedere
qual è stato, in modo un po' morboso, no? Ma ai filosofi della scienza questo interessa molto, capire qual è stata il primo, il primo indizio, la prima intuizione da cui nasce la teoria dell'evoluzione darwiniana, è questa qua, che vedete qua. È un indizio che riguarda una connessione di idee, un'idea che riguarda lo spazio e un'idea che riguarda il tempo. Qui comincia la teoria dell'evoluzione. Darwin sta riflettendo su alcune cose. Sta riflettendo su quei Nandu che avete visto prima. Sa che ci sono Nandu un po' più grandi, un po' più piccoli, capisce che appartengono a specie diverse e sa, ha visto, ha osservato, che stanno in territori limitrofi ma separati. Poi ha visto l'armadillo, ma ha visto anche il gliptodonte, cioè ha visto delle specie fossili che assomigliano e sembrano essere imparentate con quelle che vivono oggi. Quindi ha in mente queste due cose. Ad un certo punto nei taccuini le mette insieme e qua comincia la teoria dell'evoluzione. Lui dice a un certo punto lo stesso tipo di relazione che lo struzzo comune ha con il Petis, che è uno struzzo di dimensioni più piccole, 2 punti. Forse, sottinteso, gli appunti non hanno grammatica, c'è la stessa relazione tra il guanaco estinto e quelli recenti. Nel primo caso è un problema di posizione, nel secondo caso di tempo. Se una specie cambia in un'altra, lo deve fare per saltum. Questo è il motivo per cui sicuramente Darwin, che è noto ovviamente per essere un gradualista stretto, quando da vecchio riapre i taccuini dice no, per carità, questi li mettiamo in un cassetto, non se ne parla più, perché lui poi avrà una visione molto diversa da questa. E poi c'è un passo eccezionale, per gli storici del pensiero biologico è davvero eccezionale, perché pensate che questa idea salta fuori poi dopo un secolo, la data che leggete qui, praticamente negli anni 40 del Novecento, c'è un passo degli appunti in cui dice gatto egiziano e il cane e l'ibis sono gli stessi di quelli di una volta, ma, e qui sta immaginando un esperimento mentale, se io ne separo una coppia e le piazzo, le colloco su isole di nuova formazione, senza dubbio quelle non rimarrebbero costanti. In accordo con questa visione, gli animali su isole separate devono diventare differenti se mantenuti separati abbastanza. Vi assicuro che questa è una frase non da poco, perché dentro qua c'è l'idea della connessione tra la separazione geografica, che diventa una separazione riproduttiva e dà origine a nuove popolazioni, quindi a nuove specie. Non è banale perché, ripeto, la formalizzazione di questa idea poi dobbiamo aspettare un secolo, quando Darwin è morto da diversi decenni. Arrivo quindi all'oggi. Quella era l'intuizione di Charles Darwin, poi lui la riprende ovviamente nell'origine delle specie, però nell'origine delle specie è un po' macchiata questa storia, perché nell'origine delle specie lui è arrivato all'idea di selezione naturale. E l'idea di selezione naturale gli dà in qualche modo la convinzione che il tempo dell'evoluzione debba essere sempre molto lento, uniforme e graduale. Quindi questa cosa che, come tenere insieme in sostanza l'azione della selezione naturale con questa importanza dell'isolamento geografico delle piccole popolazioni. Vi faccio vedere questa cosa, poi arriva i fringuelli e chiudo. Qui c'è un appunto, che è un appunto che Stephen Jay Gould usava spessissimo a lezione, perché era un appunto di Ernest Mayr, che è stato uno dei padri della sintesi moderna. E Mayr spiegava così questa storia, diceva com'è che nascono le nuove specie? Nascono quando una popolazione, si legge dall'alto verso il basso, occupa un certo territorio. Poi vedete che cosa succede, no? Scendendo giù con le linee, con le frecce azzurre. Una barriera fisica separa due popolazioni. E poi se avete occhio e leggete accanto, in blu, Mayr scrive, dopo che c'è stata questa separazione, agiscono le forze dell'evoluzione, la mutazione, la deriva genetica, la selezione naturale, noi oggi diciamo anche l'incrocio, migrazione, immigrazione e così via. Se passa un lasso di tempo sufficientemente lungo e arrivate giù in fondo, questi motori dell'evoluzione fanno divergere le popolazioni, le separano anche dal punto di vista genetico, non necessariamente morfologico, ma spesso anche morfologico. Se queste divergenze fanno sì che le due popolazioni, incontrandosi, non si accoppiano più fra di loro, cioè non mescolano più i geni fra di loro, cioè si è interrotto il flusso genico, sono nate due specie a partire da una, che è il famoso meccanismo della speciazione, si dice allopatrica, cioè in un altro luogo. Non è sempre così facile,
Ci sono molti esempi in cui questo non succede, un esempio bellissimo è quello delle specie ad anello, sono delle specie che a me appassionano, sono casi che a me appassionano moltissimo, sono casi in cui voi avete delle popolazioni di organismi che si distribuiscono ad anello e quindi si diversificano sempre di più, come queste salamandre californiane. Poi se i due estremi dell'anello, cioè le due popolazioni più lontane, si incontrano, non riescono più ad accoppiarsi fra di loro, cioè in pratica c'è mancanza di flusso genico, però sono tutte, se voi prendete due popolazioni limitrofe dentro l'anello, si possono tutte incrociare fra di loro, cioè c'è continuità dentro l'anello, però ad un certo punto si separano, quindi è un caso intermedio molto discusso. Bene, perché i fringuelli di Darwin sono un bellissimo esempio di tutto questo? Perché i fringuelli di Darwin sono proprio una storia di questo genere, una storia in cui avete 4 specie strettamente imparentate, adesso Andrea Pilastro entrerà nei dettagli genetici e biologici di questa storia. Caso vuole che nessuna, stando ai dati attuali, sia mai estinta fino adesso. Hanno un sicuro antenato comune, vissuto tra 2-3 milioni di anni fa, sudamericano naturalmente, e come hanno scoperto questi due straordinari biologi evoluzionisti, i coniugi Rosemary e Peter Grant, che hanno lavorato, pensate, per 34 anni di fila sui fringuelli di un paio di isole delle Galapagos, ci sono stati dei cambiamenti e ci sono dei cambiamenti adattativi sulle Galapagos molto rapidi, molto veloci. In pratica i fringuelli di Darwin sono un caso in cui voi potete vedere all'opera direttamente sul campo la selezione naturale che agisce insieme con tutta una serie di altri meccanismi evoluzionistici fondamentali, cioè la speciazione, l'adattamento divergente e così via. Allora, avete visto che in qualche modo lo schema di Darwin torna qui e chiudo. L'evoluzione si spiega sempre con 2 tracciati fondamentali. Lo spazio, quindi guardate questa foto, vedete le isole e vi immaginate una storia in cui arriva un colonizzatore sulla prima isola, poi una piccola popolazione si separa e va su un'altra, si specializza con adattamenti alimentari particolari, si diversifica dalla precedente e immaginatevi una storia che si ripete così tante volte, avete quella che si chiama radiazione adattativa. Questo nello spazio, c'è l'aspetto biogeografico dell'evoluzione. Poi dovete sempre associare a questo il tempo, cioè le relazioni di parentela fra le specie, la filogenesi, l'albero della vita che Darwin traccia per la prima volta nel 1937 e che oggi in qualche modo i biologi come Andrea Pilastro riempiono di dati ancora adesso, 170 anni dopo. Questo è un albero vecchio dei fringuelli delle Galapagos, vedete l'antenato comune in basso, poi si diversificano nei fringuelli terricoli, nei fringuelli arboricoli, nei fringuelli cantori e sviluppano tutta una serie di adattamenti particolari. Questo è il modo in particolare in cui gli evoluzionisti raccontano questa storia. Oggi lo raccontano usando la distanza genetica e le differenze morfologiche nei becchi, nel comportamento. Ci sono tanti litigi, e così questo è una cosa di cui si occupa Andrea Pilastro, cioè alcuni pensano che ci siano 4 generi addirittura, cioè 4 gruppi di specie, altri 6, però vedete quanto è complessa la classificazione attuale di questi animaletti simpatici, i quali su queste isole hanno compiuto degli adattamenti straordinari. Adesso sbirciavo nel libro di Dino Mainardi, c'è un esempio famosissimo, molto bello, di specializzazione alimentare di uno di questi fringuelli, che è quello che vedete in alto a destra, cioè il Geospizza difficilis settentrionalis, che è il famoso fringuello vampiro. Ci sono fringuelli che fanno le cose più diverse, alcuni si cibano di semi, altri di frutta, altri vivono sui cactus, alcuni sono insettivori, altri vegetariani, altri sono tipici di isole piccolissime come l'isola di Cocos, e questo fringuello vampiro in particolare ha fatto una cosa eccezionale perché è un fringuello che viveva di mutualismo sulle sule, cioè in pratica si cibava dei parassiti che vivevano sopra le sule, poi qualche fringuello ha capito che poteva non solo beccare il parassita, ma beccando direttamente la sula, evidentemente è uscita una goccia di sangue, ha imparato a cibarsi di questo sangue che è molto nutriente, sono diventati dei fringuelli vampiri, che è un caso interessantissimo perché potrebbe essere un caso di apprendimento sociale, quindi un caso di come dire, evoluzione anche culturale di questi animali. Alcuni usano strumenti per procurarsi da mangiare come bacchetti e spine, insomma fanno le cose più diverse, per dire che spazio e tempo nella spiegazione evoluzionistica danno alla fine
un risultato fondamentale, che è quello della diversità, no? Il marchio di fabbrica della spiegazione evoluzionistica è come da poche specie, come Darwin dice nelle ultime righe bellissime dell'origine delle specie, da poche forme siano venute fuori innumerevoli e bellissime forme. I fringuelli sono un esempio di questo, di come l'evoluzione sia grande produttrice di diversità, in questo caso di specializzazioni alimentari, di specializzazioni adattative, che poi si complicano perché ci sono anche i canti, come vi farà vedere Andrea Pilastro adesso. Allora io ho pensato di passare la parola a Andrea Pilastro, immaginando un dialogo tra due fringuelli, il fringuello di sinistra è un fringuello scienziato, al quale sta a cuore naturalmente una questione che immagino stia a cuore a molti, cioè 170 anni dopo, adesso che conosciamo la genetica, la regolazione genica, le proteine, la codifica e così via, Darwin, che aveva solo dei dati morfologici, peraltro raccolti male, ma poi in qualche modo ha recuperato negli anni a venire, aveva ragione o no? E alla destra c'è un fringuello filosofo della scienza che risponderebbe sì, a tutti gli effetti ha avuto ragione, però forse poi aggiungerebbe anche, ma insomma, sei sicuro che questa sia una buona domanda? Perché in fondo nella scienza, certo, hai ragione, però Darwin non conosceva molti dati che noi oggi conosciamo, le conclusioni dei Grant hanno spinto qualcuno erroneamente a sostenere che avevano dimostrato che Darwin si era sbagliato, le cose probabilmente non stanno così, ma quello che conta forse non è avere ragione o avere torto, ma avere trovato un'idea straordinaria che fa da cornice unificante della spiegazione evoluzionistica e poi dentro questa cornice scienziati come Andrea, come tanti altri, aggiungono nuove conoscenze, modificano alcune parti, ma soprattutto aggiornano una teoria che ancora oggi ha un grande potere esplicativo e che comincia con quella piccola idea del 37 di spazio e tempo. Darwin è il primo che mette insieme queste due idee, una vicinanza nello spazio e una parentela nel tempo. Vi ringrazio. Allora, forse non so se qualcuno ha già qualche domanda per Telmo Pievani. No, ancora no, forse. Beh, allora direi di passare direttamente la parola ad Andrea Pilastro. Dunque, il mio compito è quello che mi è stato chiesto dal professor Danieli quando mi ha invitato, con grande piacere ho accettato, è quello di presentare alcune, perché in realtà sono molte e non facilmente riassumibili, delle più recenti scoperte sui fringuelli di Darwin, perché come diceva giustamente Telmo, l'aspetto straordinario della teoria evoluzionistica, di quest'idea di Darwin, è che non tanto forse nelle risposte che ci dà, ma nelle nuove domande che riesce a porci. Ed ogni nuova scoperta, ogni punto fermo della nostra conoscenza, della nostra comprensione dei fenomeni naturali, apre nuove domande. Questo vale per la scienza in generale, ovviamente, ma forse in modo particolare per le scienze della vita. E cito anch'io un aneddoto a questo punto, perché i coniugi Grant, che sono il gruppo, diciamo, coloro che hanno studiato più attivamente i fringuelli di Darwin negli ultimi decenni, raccontano nel loro ultimo libro, quello che è uscito nell'ultima edizione alla fine degli anni 90 del secolo scorso, racconta l'esperienza del giovane Peter Grant che decide di impostare, una volta che ha avuto questo posto di lavoro come ricercatore, decide di occuparsi dei fringuelli di Darwin. Però prima di prendere la decisione finale va da un curatore di un museo e gli dice: senti, cosa ne pensi? Io vorrei dedicarmi ai fringuelli di Darwin. Questo lo guarda, ci pensa un attimo e poi dice: ma mi sa che li hanno già fatti, parole testuali, riferendosi al fatto appunto che David Luck qualche decennio prima, aveva pubblicato quest'opera monumentale soprattutto diciamo sulla sistematica e su una prima interpretazione evolutiva. È interessante che David Luck passa sulle Galapagos ancora meno tempo di Darwin, ci sta pochissime settimane, non gli piace molto, dice che l'esperienza è stata nella migliore delle ipotesi non eccitante, queste sono le tipiche parole anglosassoni, in molti casi sgradevole. Le Galapagos sono un ambiente anche difficile. E quindi l'opera di Luck costituisce certamente una parte cruciale delle nostre conoscenze sui fringuelli, ma manca di quello che invece faranno i coniugi Grant, cioè di stare
nell'ambiente in cui questi animali vivono e vedere cosa succede anno dopo anno. Allora adesso vi racconto brevemente alcune delle cose che hanno scoperto, ma prima di fare questo, insomma, presento un pochino più da vicino i protagonisti di questa storia. I fringuelli di Darwin, come ha detto Telmo, sono 14 specie, sono 4 specie di fringuelli terricoli che si cibano soprattutto di semi e ovviamente fanno del becco, della dimensione del becco, il loro strumento. Ma si cibano anche di bacche e in alcuni casi, come abbiamo già visto, hanno imparato, questo è sempre questo fringuello di terra, Geospiza difficilis, hanno imparato a cibarsi di uova, facendole rotolare lontano dal nido. Qui le immagini sono un po' di scarsa qualità, ma questo è un uccello che con le zampe spinge lontano l'uovo dal nido per indurlo a rotolare e a rompere il guscio, e poi si cibano del tuorlo. Oppure in un'altra popolazione ha imparato ad utilizzare il sangue, qui si vede la schiena di una sula, di questo uccello marino, che sta sanguinando, il fringuello di Darwin che si ciba di sangue. Un altro gruppo si è specializzato invece a vivere sui cactus e questi hanno un becco anche massiccio ma più allungato e questo becco gli permette di cibarsi di piccoli semi, polline e frutti. Un altro gruppo invece di fringuelli, cosiddetti fringuelli arboricoli, hanno sviluppato una dieta soprattutto insettivora, 5 di questa specie, e una specie invece soprattutto vegetariana, si ciba di gemme, foglie, eccetera. All'interno di questo gruppo, come vedete, la differenza morfologica non è spiccatissima, nel senso che i piumaggi sono relativamente simili, sono uccelli un po' noiosi dal punto di vista, come dire, spettacolare, poi vi farò vedere qualcosa di più eclatante. E all'interno di questo gruppo, come diceva già, come ci aveva anticipato Telmo, esiste uno di quei casi di uccelli, ormai il numero di animali che utilizzano strumenti, come ci ha raccontato spesso Danilo Mainardi, uno dei suoi soggetti preferiti, sta crescendo. Molti più animali di quanto si riteneva una volta hanno imparato a utilizzare strumenti. Ma la cosa interessante è che questo fringuello che usa degli spini o degli stecchini per estrarre gli insetti dalle loro gallerie nelle cortecce, ha imparato a sfruttare quella che si chiama una nicchia alimentare che sulle Galapagos non è sfruttata dai picchi, che sono i tipici uccelli che si alimentano di queste larve di insetti all'interno delle cortecce. Infine ci sono 2 fringuelli di Darwin che conducono una vita molto simile a quella che, per esempio, nei nostri ambienti è svolta dalle silvie, cioè piccoli uccelli insettivori che cacciano piccoli insetti tra le foglie. Allora uno che si potrebbe chiedere come mai i fringuelli di Darwin hanno tutta questa rilevanza in ambito scientifico e non solo. In realtà fenomeni di diversificazione, di quella che, come Telmo ci ha già detto, si chiama radiazione adattativa, cioè la comparsa di molte nuove specie da un progenitore comune che riescono a sfruttare attraverso adattamenti morfologici nicchie molto diverse. Ecco, dicevo, esempi spettacolari ce ne sono tantissimi. Uno di questi sono i cosiddetti rampichini del miele delle Hawaii, che a partire da un progenitore simile al fringuello hanno generato forme e colori straordinari, molto meno noiosi dei fringuelli di Darwin apparentemente. Le farfalle del genere Lyconius è un altro esempio di radiazione adattativa molto studiato, estremamente interessante, però forse meno evocativo dei fringuelli di Darwin. Così come i ciclidi, una famiglia di pesci, soprattutto dei grandi laghi centroafricani, dove, pensate, in alcuni di questi laghi, a partire da un progenitore recente, sono comparsi in tempi rapidissimi centinaia di specie diverse. Eppure colpiscono i fringuelli di Darwin. 14 piccoli uccelli banali, dei passerotti, tutti uguali, non hanno neanche un canto particolarmente melodioso, ve lo farò sentire alla fine. Eppure sono così. Tutti hanno sentito, tutte le persone un po' interessate all'evoluzione hanno sentito parlare di fringuelli di Darwin. Prova a buttare lì una spiegazione. Vivono in un ambiente semplice, le isole sono molto diverse tra loro. Alcune isole sono semidesertiche, come Daphne Minor o Daphne Major, che vedremo più avanti. In altri casi troviamo foreste di caducifoglie, foreste di cactus o addirittura la foresta tropicale, le mangrovie. Ambienti estremamente diversi,
sono presenti su isole molto piccole una vicina all'altra. E su ognuna di queste isole, in alcuni casi su molte, in altri casi su poche, ci sono popolazioni diverse della stessa specie. Questo è un caso che vi presento, la specie difficilis che abbiamo visto prima. In alcuni casi sappiamo che le popolazioni si sono estinte e in alcuni casi sulla stessa isola troviamo una sola specie di fringuello, in altri casi 2 o più specie. E tra l'altro una nota, uno dei fringuelli raccolti così maldestramente da Darwin appartiene a una sottospecie che è estinta e non sappiamo dove vive, proprio perché i cartellini che aveva raccolto. E un altro aspetto straordinario di queste isole, che le rende uniche da questo punto di vista, è che non solo l'ambiente è variabile tra un'isola e l'altra, ma è estremamente variabile nel tempo. La ragione l'ha già detta Telmo, sono nel cuore della zona di oceano dove c'è questo fenomeno periodico di El Niño. In questa animazione vedete in rosso, questa è la sezione del mare, come sta cambiando, qui compare la data. Queste sono zone di acqua calda. In questo caso l'acqua calda staziona nell'area delle Galapagos e la corrente di Humboldt non riesce a risalire. Vedete, siamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile e finalmente nel maggio del 98 la corrente riesce ad arrivare in superficie, la temperatura dell'acqua cambia nel giro di una settimana di 10 gradi. Quando nel pieno di El Niño l'acqua è calda, la produttività degli ecosistemi marini crolla. Non ci sono nutrienti, le alghe non fotosintetizzano, la vita marina crolla. Per i fringuelli delle Galapagos El Niño è la pacchia. Perché? Questa è la piovosità sulle isole nelle annate normali. Il mare è freddo, l'acqua non evapora, non piove. Queste sono la piovosità durante i fenomeni di El Niño, che normalmente durano circa un anno, o un po' meno, un po' di più. Durante le annate del Niño la piovosità aumenta anche di 10 volte, in alcuni casi di 100 volte. Ci sono annate in cui piovono 30 mm in un anno, cioè nulla, un deserto, annate in cui piovono 3 metri d'acqua in un anno, un clima da foresta pluviale. Le conseguenze per gli animali che vivono sulle Galapagos sono drammatiche, in particolare per gli animali terrestri come i fringuelli. Le annate di siccità sono annate in cui c'è una mortalità incredibile. Questo è uno dei risultati raccolti dai coniugi Grant. Questa che vedete in giallo è Geospiza fortis, una specie sulla quale hanno lavorato in modo particolare sull'isola di Daphne Meyer, e vedete che nelle annate favorevoli la popolazione di fringuelli su una singola piccola isola arriva a quasi 1500 animali. La popolazione resta più o meno stabile, ma 2 anni consecutivi di siccità riducono la popolazione di 10 volte, anzi di 100 volte, da quasi 1300 animali. I sopravvissuti saranno, mi pare, 9 maschi e 4 femmine. 13 uccelli sopravvivono da una popolazione di 1300 animali. Questo vuol dire selezione. Quindi, vi dicevo, l'impressione che ho io è che la storia dei fringuelli di Darwin sia alla fine così interessante perché ha la capacità, un po' anche teatrale forse, di evocare dei fenomeni che tutti capiscono. Dietro c'è una storia, un animale o un gruppo di animali arrivano in isole desertiche e le colonizzano, l'adattamento, il cambiamento nel tempo e la comparsa di nuove specie. Allora cercherò molto rapidamente di darvi qualche idea di cosa sappiamo adesso di questi 3 punti: la storia, l'adattamento, la speciazione. Da dove vengono? Beh, attraverso la ricostruzione delle loro sequenze genetiche, del DNA e del confronto, adesso sappiamo molto sull'origine dei fringuelli di Darwin. Intanto conosciamo il parente tra le specie tuttora viventi, a loro più vicino, ma che non vive sulle isole, ma che vive in Centro America. E questa specie, un altro uccello un po' banale, direte voi, ma insomma di questo ci accontentiamo. Sappiamo che la colonizzazione è avvenuta circa 2,3 milioni di anni fa
E sappiamo anche, esiste una stima anche del numero minimo di individui di questo progenitore degli attuali fringuelli di Darwin che per qualche ragione dal Centro America è finito sulle Galapagos. Probabilmente un gruppo di uccelli che si stava spostando, molto probabilmente spostati da una tempesta, sono finiti su quest'isola. Si stima che almeno 30 individui formavano questi primi colonizzatori. Da questi 30 individui derivano tutte e 14 le specie attuali, compresa quella piccola enigmatica specie che vive sull'isola di Coco, molto lontana dalle Galapagos, a metà strada tra le Galapagos e il continente. Sappiamo anche che caratteristico, quello che adesso noi consideriamo il tipico fringuello di Darwin, con un beccone grande così, in realtà è una forma derivata. Gli antenati avevano un becco piccolo, le specie più antiche, il colonizzatore probabilmente assomigliava a quei fringuelli cantori che inizialmente sono stati considerati non come che sono stati considerati il risultato del differenziamento, mentre adesso noi sappiamo essere stati alla base. L'adattamento. Quello che noi sappiamo adesso sulla modalità di adattamento dei fringuelli di Darwin alle condizioni delle isole è in gran parte basato sugli studi fatti dai Grant su una specie in particolare. Il protagonista di questa storia, come vi dicevo, è Geospiza fortis, questo fringuello di Darwin, e l'isola su cui hanno condotto non solo ovviamente, ma molte delle loro ricerche, è questa piccola isola arida e poco ospitale che si chiama Daphne Major. Ci sono anche degli altri attori in questa storia. Uno è un parente stretto del Geospiza fortis e si chiama Magnirostris. Se confrontiamo il becco dell'uno e dell'altro capiamo perché uno si chiama Fortis e l'altro si chiama Magnirostris. L'altro attore invece è questa pianta che produce questi frutti spinosi che sembrano dei frutti insignificanti, in realtà sono estremamente duri, sono adattati a sopravvivere a prolungata siccità e contengono all'interno 5-6 preziosi semi ricchi di sostanze nutritive. Ma solo chi ha un becco forte, possente, in grado di rompere questa corazza, è in grado di accedere a questa risorsa. E quello che succede è che, come vi dicevo, Magnirostris si mangia senza problemi i semi di Tribulus, questo è un seme intatto, un frutto intatto, e questo è un frutto che è stato aperto, i semi sono stati prelevati. All'interno invece dell'altra specie, Fortis, solo gli individui col becco più grande riescono a mangiare questi frutti. Viceversa, gli individui col becco più piccolo della stessa specie vedono completamente precluso l'accesso a questa fonte di cibo. Allora vi dicevo, El Niño è un attore che cambia drasticamente le condizioni ecologiche. Nelle annate normali la siccità è la caratteristica dominante, l'isola di Daphne Major è arida e vedete ricoperta di uccelli marini. Perché? Perché quando non piove vuol dire che il mare è pieno di pesci. Viceversa, quando si verifica El Niño, la produttività marina crolla, gli uccelli marini non si riproducono, vedete i nidi sono scomparsi, ed invece è il momento un pochino più vantaggioso per i fringuelli di Darwin. Vedete, gli alberi cominciano ad emettere delle foglie. Vediamo cosa succede quando, dopo un periodo di piovosità e di abbondanza di cibo, inizia la siccità. La popolazione crolla. Qui in 4 anni, come potete vedere, il numero di individui diminuisce. E perché? Perché i semi diminuiscono. Questa è la disponibilità di semi in anni diversi sull'isola di Daphne Major. Le piante non li producono, gli uccelli se li mangiano, quindi diminuiscono di numero. E come potete vedere, in media, mano a mano che i semi più facilmente masticabili, diciamo, triturabili, vengono consumati, rimangono solo i semi più duri. Questo è un indice di durezza e vedete che in media i semi sono pochi e difficili da aprire. Il risultato, guardiamo cosa succede a Geospiza fortis quando c'è un episodio di siccità. Allora qui, lungo quest'asse, vediamo la dimensione media del becco della popolazione. C'è un episodio di siccità che io indico con questa freccia rossa. Guardiamo cosa succede in media al becco delle popolazioni di Daphne Major. Aumenta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli individui col becco più piccolo muoiono,
e sopravvivono solo quelli col becco più grande. Quando poi piove, El Niño, la freccia verde, vengono prodotti nuovamente semi piccoli, i pochi sopravvissuti col becco piccolo hanno molto cibo, si moltiplicano e la dimensione media del becco diminuisce nuovamente. Questa è la storia che i Grant ci hanno raccontato alla fine degli anni '80, ma hanno continuato per 30 anni sulla stessa isola, vi dicevo, ed ecco che compare il secondo attore della storia, Magnirostris. Gli uccelli si spostano poco, ma ogni tanto cambiano isola, passano da un'isola all'altra, e nel 1988 un piccolo gruppo di Giospizza Magnirostris, di questi fringuelli col becco molto grande, colonizzano l'isola di Daphne Major, dove prima non esistevano. Tutto sommato si trovano bene e si moltiplicano. Questo è un problema per Giospizza fortis, perché? Perché la competizione per i semi grandi a questo punto si fa dura. Non succede nulla, per qualche anno le cose vanno bene, perché? Perché ci sono semi piccoli, Giospizza fortis si mangia soprattutto quelli piccoli, Magnirostris si mangia quelli grandi e sono tutti contenti. Ma, come vi dicevo, l'ambiente cambia in continuazione sulle Galapagos e c'è un altro fortissimo episodio di siccità. Allora, se vi ricordate, dopo questo episodio di siccità, quello che avevamo osservato era un adattamento della specie Giospizza fortis, un aumento delle dimensioni del becco. Potrebbe succedere la stessa cosa? Non lo sappiamo. Sappiamo che è cambiata una cosa, e cioè adesso c'è un competitore per i frutti grandi. Giospizza fortis non è l'unico fringuello sulle isole. E in effetti quello che si osserva è che in risposta alla siccità, questa volta, succede esattamente l'opposto. Cioè i fringuelli con il becco della specie fortis con il becco più grande, quando il cibo diventa scarso, non sono in grado di competere con questa specie molto più dotata e hanno una mortalità molto elevata. Sopravvivono questa volta solo ed esclusivamente pochi individui della specie fortis, ma quelli col becco più piccolo, cioè quelli che sono riusciti nonostante tutto a trovare qualche seme di piccola dimensione. Ce n'erano pochi, sopravvissuto un fringuello su 100, ma ce l'hanno fatta solo quelli con il becco più piccolo. E questa rappresenta la prima evidenza nota alla scienza di quel fenomeno che si chiama divergenza adattativa, cioè della pressione selettiva che induce a diversificarsi per non competere, ma osservato, testimoniato in diretta, mentre avveniva. La speciazione dell'ultimo capitolo, e poi finisco. Come diceva Telmo, Darwin aveva intuito che la separazione geografica costituisce un potente motore della diversità, perché separare popolazioni diverse promuove la comparsa o meglio la fissazione di diverse caratteristiche che nel tempo portano le popolazioni a diversificarsi. E da questo punto di vista le Galapagos e tutti gli ambienti insulari, a dir la verità, rappresentano un laboratorio per studiare i problemi della speciazione. E in effetti quello che noi sappiamo è che popolazioni che vivono in isole diverse spesso, come vedete in questo caso, sono molto diverse tra loro, anche se appartengono alla stessa specie, un'indicazione che, stando separati nel tempo, si accumulano nello spazio e nel tempo si accumulano progressivamente differenze. Ma c'è un grande problema che appassiona i biologi evoluzionisti, forse questo è un problema che il pubblico è meno noto, ma la domanda è questa. Quando due popolazioni sono separate nello spazio, una abita su un'isola e una sull'altra, noi sappiamo che la speciazione, la comparsa di una nuova specie, non solo è possibile ma è anche probabile. Ma molti biologi evoluzionisti dubitano che esista la possibilità che una popolazione che abita la stessa area geografica possa dare origine a due specie distinte. Perché? Perché è difficile rinunciare alla possibilità di accoppiarsi con un individuo della propria specie se se ne ha la possibilità. Ecco, nel caso dei fringuelli di Darwin, quello che noi abbiamo scoperto, o meglio, che ha scoperto Jeffrey Podos, che è questo ricercatore americano,
è che la selezione sul becco promuove in modo indiretto un altro meccanismo selettivo che adesso vi faccio vedere. Allora, se funziona, questo è un breve filmato come canta Gio Spizzafortis. Non so se sentite, i mezzi qua sono un po'... Adesso vi faccio sentire un'altra specie. Ecco, il canto è questo finale, all'inizio si sente un'altra specie cantare. Ora, si sente anche ad orecchio che i due canti hanno una tonalità diversa, uno è più profondo e l'altro è più acuto. Quello che si è chiesto questo ricercatore è come mai queste differenze di canto? C'è una qualche ragione. Ha analizzato nel dettaglio il canto dei fringuelli di Darwin delle diverse specie. Queste sono specie diverse e queste sono rappresentazioni grafiche dei diversi canti. E quello che ha scoperto è che le caratteristiche del canto, in particolare se il canto è grave o acuto, dipende in modo è strettamente associato alla dimensione del becco. In questo grafico, senza andare troppo nel dettaglio, vedete, si passa da becchi fini a becchi grossi, le caratteristiche del canto cambiano di conseguenza. Perché? Perché noi sappiamo che le caratteristiche del canto dipendono anche dalla camera di risonanza che li produce, e questa è influenzata dalla forma del collo, del cranio e del becco. E se uno ha bisogno di un becco enorme per schiacciare i semi, ha bisogno di una testa grossa per sostenerlo e di un collo largo dove si innesta la muscolatura che aziona le mandibole. La conseguenza è che la camera di risonanza cambia, quindi la selezione per una dieta diversa ha come effetto la produzione di canti diversi. E voi direte, chi se ne importa? Beh, nel caso dei fringuelli di Darwin questo ha un effetto importante. Perché? Perché le femmine in questa specie tendono a preferire come compagno, quando maturano sessualmente e si accoppiano, maschi che producono un canto simile a quello dei propri genitori. Cioè c'è la tendenza a imprintarsi, si dice, a riconoscere come attraenti i canti che hanno sentito quando erano al nido. In altre parole, le femmine, questo è un meccanismo che tende a ridurre l'errore di riconoscimento specifico quando le femmine si accoppiano, insomma ridurre il rischio di accoppiarsi con un maschio di un'altra specie. Ma dato che il canto è influenzato dalle caratteristiche del becco, questo ha come conseguenza che potenzialmente la selezione sul becco determina la probabilità di scelta del proprio compagno. In altre parole, le femmine nate da genitori col becco piccolo tendono a scegliere compagni col becco piccolo, e questo aumenta la velocità di evoluzione, di speciazione e probabilmente, perché questo ovviamente non è stato ancora dimostrato, ma probabilmente suggerisce come anche all'interno della stessa popolazione la selezione può promuovere la speciazione senza necessità di separare geograficamente. E quindi possiamo concludere che se i fringuelli di Darwin hanno un nonno, Charles Darwin, hanno sicuramente una mamma e un papà che sono Peter e Rosemary Grant. E la ragione per cui ve li cito nuovamente è che chiunque fosse interessato a conoscere i dettagli di questa storia incredibile sappia che a gennaio 2008, tra pochi mesi, uscirà l'ultimo libro, ne hanno scritti più di uno, sui fringuelli di Darwin, come e perché le specie si moltiplicano, e credo che sarà una lettura godibilissima, in inglese, ma insomma facendo uno sforzo penso che ne valga la pena. Grazie.
E un altro aspetto straordinario di queste isole, che le rende uniche da questo punto di vista, è che non solo l'ambiente è variabile tra un'isola e l'altra, ma è estremamente variabile nel tempo. La ragione, l'ha già detta Telmo, sono nel cuore della zona di oceano dove c'è questo fenomeno periodico di El Niño. In questa animazione vedete in rosso, questa è la sezione del mare, come sta cambiando, qui compare la data. Queste sono zone di acqua calda. In questo caso l'acqua calda staziona nell'area delle Galapagos e la corrente di Humboldt non riesce a risalire. Vedete, siamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile e finalmente nel maggio del 98 la corrente riesce ad arrivare in superficie, la temperatura dell'acqua cambia nel giro di una settimana di 10 gradi. Quando nel pieno di El Niño l'acqua è calda, la produttività degli ecosistemi marini crolla. Non ci sono nutrienti, le alghe non fotosintetizzano, la vita marina crolla. Per i fringuelli delle Galapagos El Niño è la pacchia. Perché? Questa è la piovosità sulle isole nelle annate normali. Il mare è freddo, l'acqua non evapora, non piove. Queste sono la piovosità durante i fenomeni di El Niño, che normalmente durano circa un anno, o un po' meno, o un po' di più. Durante le annate del Niño la piovosità aumenta anche di 10 volte, in alcuni casi di 100 volte. Ci sono annate in cui piovono 30 mm in un anno, cioè nulla, un deserto, annate in cui piovono 3 metri d'acqua in un anno, un clima da foresta pluviale. Le conseguenze per gli animali che vivono sulle Galapagos sono drammatiche, in particolare per gli animali terrestri come i fringuelli. Le annate di siccità sono annate in cui c'è una mortalità incredibile. Questo è uno dei risultati raccolti dai coniugi Grant. Questa che vedete in giallo è Geospiza fortis, una specie sulla quale hanno lavorato in modo particolare sull'isola di Daphne Maior, e vedete che nelle annate favorevoli la popolazione di fringuelli su una singola piccola isola arriva a quasi 1500 animali. La popolazione resta più o meno stabile, ma 2 anni consecutivi di siccità riducono la popolazione di 10 volte, anzi di 100 volte, da quasi 1300 animali. I sopravvissuti saranno, mi pare, 9 maschi e 4 femmine. 13 uccelli sopravvivono da una popolazione di 1300 animali. Questo vuol dire selezione. Quindi, vi dicevo, l'impressione che ho io è che la storia dei fringuelli di Darwin sia alla fine così interessante perché ha la capacità, un po' anche teatrale forse, di evocare dei fenomeni che tutti capiscono. Dietro c'è una storia, un animale o un gruppo di animali arrivano in isole desertiche e le colonizzano, l'adattamento, il cambiamento nel tempo e la comparsa di nuove specie. Allora cercherò molto rapidamente di darvi qualche idea di cosa sappiamo adesso di questi 3 punti: la storia, l'adattamento, la speciazione. Da dove vengono? Beh, attraverso la ricostruzione delle loro sequenze genetiche, del DNA e del confronto, adesso sappiamo molto sull'origine dei fringuelli di Darwin. Intanto conosciamo il parente tra le specie tuttora viventi, a loro più vicino, ma che non vive sulle isole, ma che vive in Centramerica. E questa specie, un altro uccello un po' banale, direte voi, ma insomma di questo ci accontentiamo. Sappiamo che la colonizzazione è avvenuta circa 2,3 milioni di anni fa, e sappiamo anche, esiste una stima anche del numero minimo di individui di questo progenitore degli attuali fringuelli di Darwin che per qualche ragione dal Centramerica è finito sulle Galapagos. Probabilmente un gruppo di uccelli che si stava spostando, molto probabilmente spostati da una tempesta, sono finiti su quest'isola. Si stima che almeno 30 individui formavano questi primi colonizzatori. Da questi 30 individui derivano tutte e 14 le specie attuali, compresa quella piccola enigmatica specie che vive sull'isola di Coco, molto lontana dalle Galapagos, a metà strada tra le Galapagos e il continente. Sappiamo anche che i
caratteristico, quello che adesso noi consideriamo il tipico fringuello di Darwin, con un beccone grande così, in realtà è una forma derivata. Gli antenati avevano un becco piccolo, le specie più antiche, il colonizzatore probabilmente assomigliava a quei fringuelli cantori che inizialmente sono stati considerati non come che sono stati considerati il risultato del differenziamento, mentre adesso noi sappiamo essere stati alla base. L'adattamento. Quello che noi sappiamo adesso sulla modalità di adattamento dei fringuelli di Darwin alle condizioni delle isole è in gran parte basato sugli studi fatti dai Grant su una specie in particolare. Il protagonista di questa storia, come vi dicevo, è Geospiza fortis, questo fringuello di Darwin, e l'isola su cui hanno condotto non solo ovviamente, ma molte delle loro ricerche, è questa piccola isola arida e poco ospitale, che si chiama Daphne Major. Ci sono anche degli altri attori in questa storia. Uno è un parente stretto del Geospiza fortis e si chiama Magnirostris. Se confrontiamo il becco dell'uno e dell'altro capiamo perché uno si chiama Fortis e l'altro si chiama Magnirostris. L'altro attore invece è questa pianta che produce questi frutti spinosi che sembrano dei frutti insignificanti, in realtà sono estremamente duri, sono adattati a sopravvivere a prolungata siccità e contengono all'interno 5-6 preziosi semi ricchi di sostanze nutritive. Ma solo chi ha un becco forte, possente, in grado di rompere questa corazza, è in grado di accedere a questa risorsa. E quello che succede è che, come vi dicevo, Magnirostris si mangia senza problemi i semi di Tribulus, questo è un seme intatto, un frutto intatto, e questo è un frutto che è stato aperto, i semi sono stati prelevati. All'interno invece dell'altra specie, Fortis, solo gli individui col becco più grande riescono a mangiare questi frutti. Viceversa, gli individui col becco più piccolo della stessa specie vedono completamente precluso l'accesso a questa fonte di cibo. Allora vi dicevo, El Niño è un attore che cambia drasticamente le condizioni ecologiche. Nelle annate normali la siccità è la caratteristica dominante, l'isola di Daphne Major è arida e vedete ricoperta di uccelli marini. Perché? Perché quando non piove vuol dire che il mare è pieno di pesci. Viceversa, quando si verifica El Niño, la produttività marina crolla, gli uccelli marini non si riproducono, vedete i nidi sono scomparsi, ed invece è il momento un pochino più vantaggioso per i fringuelli di Darwin. Vedete, gli alberi cominciano ad emettere delle foglie. Vediamo cosa succede quando, dopo un periodo di piovosità e di abbondanza di cibo, inizia la siccità. La popolazione crolla. Qui in 4 anni, come potete vedere, il numero di individui diminuisce. E perché? Perché i semi diminuiscono. Questa è la disponibilità di semi in anni diversi sull'isola di Daphne Major. Le piante non li producono, gli uccelli se li mangiano, quindi diminuiscono di numero. E come potete vedere, in media, mano a mano che i semi più facilmente masticabili, diciamo, triturabili, vengono consumati, rimangono solo i semi più duri. Questo è un indice di durezza e vedete che in media i semi sono pochi e difficili da aprire. Il risultato, guardiamo cosa succede a Geospiza fortis quando c'è un episodio di siccità. Allora qui, lungo quest'asse, vediamo la dimensione media del becco della popolazione. C'è un episodio di siccità che io indico con questa freccia rossa. Guardiamo cosa succede in media al becco delle popolazioni di Daphne Major. Aumenta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli individui col becco più piccolo muoiono e sopravvivono solo quelli col becco più grande. Quando poi piove, El Niño, la freccia verde, vengono prodotti nuovamente semi piccoli, i pochi sopravvissuti col becco piccolo hanno molto cibo, si moltiplicano e la dimensione media del becco diminuisce nuovamente. Questa è la storia che i Grant ci hanno raccontato alla fine degli anni '80, ma hanno continuato per 30 anni sulla stessa isola, vi dicevo, ed ecco che compare il secondo attore della storia, Magnirostris. Gli uccelli si spostano poco, ma ogni tanto cambiano isola, passano da un'isola all'altra, e nel 1988 un piccolo gruppo di
Giospizza magnirostris, di questi fringuelli col becco molto grande, colonizzano l'isola di Daphne Major, dove prima non esistevano. Tutto sommato si trovano bene e si moltiplicano. Questo è un problema per Giospizza fortis, perché? Perché la competizione per i semi grandi a questo punto si fa dura. Non succede nulla, per qualche anno le cose vanno bene, perché? Perché ci sono semi piccoli, Giospizza fortis si mangia soprattutto quelli piccoli, Magnirostris si mangia quelli grandi e sono tutti contenti. Ma, come vi dicevo, l'ambiente cambia in continuazione sulle Galapagos e c'è un altro fortissimo episodio di siccità. Allora, se vi ricordate, dopo questo episodio di siccità, quello che avevamo osservato era un adattamento della specie Giospizza fortis, un aumento delle dimensioni del becco. Potrebbe succedere la stessa cosa? Non lo sappiamo. Sappiamo che è cambiata una cosa, e cioè adesso c'è un competitore per i frutti grandi. Giospizza fortis non è l'unico fringuello sulle isole. E in effetti quello che si osserva è che in risposta alla siccità, questa volta, succede esattamente l'opposto. Cioè i fringuelli con il becco della specie fortis con il becco più grande, quando il cibo diventa scarso, non sono in grado di competere con questa specie molto più dotata e hanno una mortalità molto elevata. Sopravvivono questa volta solo ed esclusivamente pochi individui della specie fortis, ma quelli col becco più piccolo, cioè quelli che sono riusciti nonostante tutto a trovare qualche seme di piccola dimensione. Ce n'erano pochi, sopravvissuto un fringuello su 100, ma ce l'hanno fatta solo quelli con il becco più piccolo. E questa rappresenta la prima evidenza nota alla scienza di quel fenomeno che si chiama divergenza adattativa, cioè della pressione selettiva che induce a diversificarsi per non competere, ma osservato, testimoniato in diretta, mentre avveniva. La speciazione dell'ultimo capitolo, e poi finisco. Come diceva Telmo, Darwin aveva intuito che la separazione geografica costituisce un potente motore della diversità, perché separare popolazioni diverse promuove la comparsa o meglio la fissazione di diverse caratteristiche che nel tempo portano le popolazioni a diversificarsi. E da questo punto di vista le Galapagos e tutti gli ambienti insulari, a dir la verità, rappresentano un laboratorio per studiare i problemi della speciazione. E in effetti quello che noi sappiamo è che popolazioni che vivono in isole diverse spesso, come vedete in questo caso, sono molto diverse tra loro, anche se appartengono alla stessa specie, un'indicazione che, stando separati nel tempo, si accumulano, nello spazio e nel tempo si accumulano progressivamente differenze. Ma c'è un grande problema che appassiona i biologi evoluzionisti, forse questo è un problema che il pubblico è meno noto, ma la domanda è questa. Quando due popolazioni sono separate nello spazio, una abita su un'isola e una sull'altra, noi sappiamo che la speciazione, la comparsa di una nuova specie, non solo è possibile ma è anche probabile. Ma molti biologi evoluzionisti dubitano che esista la possibilità che una popolazione che abita la stessa area geografica possa dare origine a due specie distinte. Perché? Perché è difficile rinunciare alla possibilità di accoppiarsi con un individuo della propria specie se se ne ha la possibilità. Ecco, nel caso dei fringuelli di Darwin, quello che noi abbiamo scoperto, o meglio che ha scoperto Jeffrey Podos, che è questo ricercatore americano, è che la selezione sul becco promuove in modo indiretto un altro meccanismo selettivo che adesso vi faccio vedere. Allora, se funziona, questo è un breve filmato come canta Giospizza fortis. Non so se sentite, i mezzi qua sono un po'... Adesso vi faccio sentire un'altra specie. Ecco, il canto è questo finale, all'inizio si sente un'altra specie cantare
Ora, si sente anche ad orecchio che i due canti hanno una tonalità diversa, uno è più profondo e l'altro è più acuto. Quello che si è chiesto questo ricercatore è: come mai queste differenze di canto? C'è una qualche ragione. Ha analizzato nel dettaglio il canto dei fringuelli di Darwin delle diverse specie. Queste sono specie diverse e queste sono rappresentazioni grafiche dei diversi canti. E quello che ha scoperto è che le caratteristiche del canto, in particolare se il canto è grave o acuto, dipende in modo è strettamente associato alla dimensione del becco. In questo grafico, senza andare troppo nel dettaglio, vedete, si passa da becchi fini a becchi grossi, le caratteristiche del canto cambiano di conseguenza. Perché? Perché noi sappiamo che le caratteristiche del canto dipendono anche dalla camera di risonanza che li produce, e questa è influenzata dalla forma del collo, del cranio e del becco. E se uno ha bisogno di un becco enorme per schiacciare i semi, ha bisogno di una testa grossa per sostenerlo e di un collo largo dove si innesta la muscolatura che aziona le mandibole. La conseguenza è che la camera di risonanza cambia, quindi la selezione per una dieta diversa ha come effetto la produzione di canti diversi. E voi direte: chi se ne importa? Beh, nel caso dei fringuelli di Darwin questo ha un effetto importante. Perché? Perché le femmine in questa specie tendono a preferire come compagno, quando maturano sessualmente e si accoppiano, maschi che producono un canto simile a quello dei propri genitori. Cioè c'è la tendenza a imprintarsi, si dice, a riconoscere come attraenti i canti che hanno sentito quando erano al nido. In altre parole, questo è un meccanismo che tende a ridurre l'errore di riconoscimento specifico quando le femmine si accoppiano, insomma ridurre il rischio di accoppiarsi con maschio di un'altra specie. Ma dato che il canto è influenzato dalle caratteristiche del becco, questo ha come conseguenza che potenzialmente la selezione sul becco determina la probabilità di scelta del proprio compagno. In altre parole, le femmine nate da genitori col becco piccolo tendono a scegliere compagni col becco piccolo, e questo aumenta la velocità di evoluzione, di speciazione e probabilmente, perché questo ovviamente non è stato ancora dimostrato, ma probabilmente suggerisce come anche all'interno della stessa popolazione la selezione può promuovere la speciazione senza necessità di separare geograficamente. E quindi possiamo concludere che se i fringuelli di Darwin hanno un nonno, Charles Darwin, hanno sicuramente una mamma e un papà che sono Peter e Rosemary Grant. E la ragione per cui ve li cito nuovamente è che chiunque fosse interessato a conoscere i dettagli di questa storia incredibile sappia che a gennaio 2008, tra pochi mesi, uscirà l'ultimo libro, ne hanno scritti più di uno, sui fringuelli di Darwin, come e perché le specie si moltiplicano, e credo che sarà una lettura godibilissima, in inglese, ma insomma facendo uno sforzo penso che ne valga la pena. Grazie.